Se per i rifiuti industriali c'è una normativa applicativa, la legge regionale per quelli industriali invece è del 2000, ma la normativa di applicazione non è mai stata messa in atto. Allora voglio dire, qua mi pare che ci sia un perseverare di atteggiamenti omissivi da parte della giunta regionale, ma dal suo punto di vista io credo che vadano prese delle iniziative. Altra questione fondamentale, importante, il testo unico sui rifiuti 152 è ancora tutto quanto orientato alla termovalorizzazione. Allora voglio dire, se noi riconosciamo che la termovalorizzazione è ormai un modo di trattare i rifiuti superato, bisogna mettere in campo iniziative legislative per superare, per aggiornare, perché è vero, come ha detto qualcuno, che oggi si possono trattare i rifiuti riciclando, riusando, recuperando la materia. Voi sapete che della plastica si recupera a tutt'oggi non più del 2%. Si possono fare degli impianti, esistono anche qui nel Veneto delle esperienze diciamo importanti, virtuose, e si tratta di fare una legge anche per applicare, per riuscire questi impianti ad allargarli, perché è evidente che i rifiuti prodotti da un territorio devono comunque essere smaltiti dal territorio. Credo che il senso di questa riunione sia, oltre al fatto di essere riusciti a dare ai cittadini un'informazione puntuale, dettagliata, a fargli sentire cosa dicono i consiglieri regionali, credo che però adesso noi dobbiamo chiedere ai consiglieri regionali un'iniziativa precisa, un'iniziativa di tipo legislativo che debba essere cantierata prima delle elezioni regionali che sono fissate per il 27 marzo. Vi ringrazio. Grazie.